diritto allo studio. E passo la parola a Jessica. Allora, quello che è il sostegno al diritto allo studio, quello che l'amministrazione fornisce a livello formativo alle nostre scuole, si può dividere in tre grandi macrocategorie. Il sostegno agli istituti, il sostegno economico al nostro istituto comprensivo e alle nostre scuole materne. Ogni anno abbiamo stipulato delle convenzioni sia con le scuole materne che con l'istituto comprensivo, ai quali abbiamo garantito ogni anno 20.000 euro per l'istituto comprensivo, quindi scuola primaria e scuola secondaria, e circa 40.000 euro per entrambi gli asili. Quello che intendiamo fare è continuare a portare avanti questo tipo di sostegno. È fondamentale, le nostre scuole materne soprattutto non riuscirebbero ad andare avanti senza un sostegno di questo tipo, e noi ci crediamo tantissimo, per cui è fondamentale continuare a portare avanti questa cosa. L'altra tipologia di sostegno che diamo è il sostegno alle famiglie. Sostegno alle famiglie attraverso il trasporto scolastico. Considerate che un genitore paga per il proprio figlio il 39% di quella che è la quota singola che il comune sostiene per ogni bambino. È importante continuare a mantenere questa percentuale, non intendiamo alzare il prezzo del trasporto scolastico, vogliamo continuare a garantire quello che è il trasporto per tutti. Quello che poi facciamo è il servizio di mensa. Ecco, sulla mensa spendo due parole. Abbiamo quest'anno 4 classi che frequentano il tempo pieno e che quindi si fermano a mangiare in mensa. Crediamo tantissimo nella sana alimentazione, crediamo tantissimo che sia importante fornire un pranzo salutare. Vogliamo però anche che i bambini mangino. Ci sono stati dei problemi con la mensa, è vero, perché la mensa è soggetta a delle linee guida europee per cui deve garantire un determinato tipo di alimenti. Io ho pranzato spesso in mensa in questi anni perché ho voluto testare con mano e vedere la qualità del cibo e le tipologie di alimenti che venivano offerti. Quest'anno in particolare mi sono imbattuta nell'hamburger di legumi. Ecco, io non credo che i bambini possano mangiare l'hamburger di legumi, l'ho assaggiato e mi sono battuta per questa cosa. Dallo scorso mese alla scuola elementare di Codognier si mangia la pasta e fagioli, che è un piatto tradizionale ed è corretto. È corretto che i bambini assaggino qualunque cosa, ma è corretto che assaggino il cibo delle nostre tradizioni, per cui noi intendiamo continuare su questa strada qui. Ecco, per quanto riguarda il sostegno alle famiglie abbiamo intenzione di introdurre il buono libri comunale. Il buono libri comunale che garantirà a tutti gli iscritti al primo anno della scuola media e residenti nel comune di Codognier una cifra a sostegno dell'acquisto di materiale scolastico e dei libri. Esiste già un buono libri, è regionale ma non è dedicato a tutti, noi invece vogliamo garantire un sostegno a tutte le nostre famiglie. Un'altra cosa un altro tipo di sostegno che diamo all'attività scolastica è il sostegno all'attività didattica ed extradidattica. All'attività didattica forniamo, in collaborazione con l'istituto, con il gruppo di insegnanti, dei percorsi formativi rivolti all'utilizzo delle droghe, all'utilizzo di internet e quindi all'educazione rispetto a questo tipo di trasgressioni, e uno spazio ascolto, uno sportello con una psicologa presente ogni 2 settimane all'interno dell'istituto che può ascoltare i nostri ragazzi e i loro genitori. Continueremo a garantire questo tipo di percorsi e saremo noi i primi promotori di questo tipo di formazione. Certo, accoglieremo le richieste che la scuola ci farà, ma noi non staremo fermi ad aspettare che la scuola ci faccia le richieste, noi saremo i primi a proporre questo tipo di attività. Un'altra attività didattica che esula un po' anche ed extra didattica è il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un gruppo di ragazzini all'interno delle scuole medie che sono stati eletti e sono composti un po' come il nostro Consiglio Comunale. Io credo moltissimo in questo tipo di attività perché mi rendo conto che veramente tantissimi ragazzi, ma anche tanti adulti, non sappiano esattamente come funzionano le nostre amministrazioni ed è importantissimo educarli fin da piccoli. È importante perché si avvicinano alle nostre associazioni, si avvicinano ai nostri enti locali e si avvicinano a tutta quella che è la realtà della nostra comunità. E per quanto riguarda invece i ragazzi
tutti over 14, quindi sopra le scuole medie. Ritorno un attimo all'area delle caserme Masette. In questi anni spesso avremmo voluto degli spazi in più, avremmo voluto creare una sala prove, abbiamo un sacco di gruppi musicali che vorrebbero provare da qualche parte e non hanno uno spazio. Io ho preso in considerazione l'idea della sala prove, avevo anche un regolamento in mano per gestirla, ma non avevamo veramente gli spazi. Abbiamo provato su tutte le scuole medie, ma diventava molto difficile. L'area delle caserme Masette si presta esattamente a questo tipo di attività, quindi oltre alla cittadella dello sport che ha già citato Roberto, intendiamo promuovere una cittadella delle arti dedicata ai nostri ragazzi, con dei laboratori che possano sviluppare l'imprenditoria giovanile, degli uffici di co-working, quindi delle collaborazioni tra ragazzi, la sala prove e degli spazi laboratoriali. Solitamente usiamo la biblioteca, ma sono sicura che l'area della caserme ci possa consentire uno spazio in più. Un'altra attività che dovremmo portare avanti è quella del servizio civile locale, ovvero si sente molto l'esigenza di avvicinare i giovani al volontariato. Esiste il servizio civile regionale e nazionale, quello a cui ha partecipato Marianna, poi vi farà un accenno, quindi un anno dedicato a fare del bene, a fare questo volontariato in parte retribuito a favore della comunità. Bene, noi vogliamo creare il nostro servizio civile locale, comunale, per fare in modo che i nostri giovani vengano pian pianino inseriti all'interno di un'associazione e che sia poi, una volta che collaborano con i volontari dell'associazione, diventa la passione per non mollare mai più questo genere di aiuto. Faccio poi un inciso, un ulteriore aiuto che vorremmo portare avanti, e questa è una battaglia che il Presidente della provincia Macron prima ha accennato. Esiste lo sportello Donna a San Fior che lavora anche per Codogné. Sto parlando di pari opportunità. In questi anni non si è mai parlato a Codogné di pari opportunità. Cosa sono le pari opportunità? Sono quelle azioni che cercano di rompere questi legami malvagi, bruttissimi, dove ci sono discriminazioni nell'ambito lavorativo, discriminazioni tra uomo e donna, discriminazioni tra persone normodotate e disabili. Io voglio andare a rompere e ad incidere questo maledetto modo di pensare, perché siamo tutti uguali e tutti, anche nella diversità, portiamo il nostro contributo alla comunità per crescere. Questo è il punto fondamentale del mio programma, se voi volete darmi appunto la fiducia. Quindi io voglio potenziare l'assistenza a tutte le persone in difficoltà, valorizzando anche lo sportello Donna che aiuta le donne in difficoltà in violenza domestica e anche in violenza sul luogo del lavoro. Quindi questa è una cosa. Tornando appunto alla nostra comunità, protezione civile, un altro ambito fondamentale. Passo la parola a Graziano. Bene, visto che i tempi si allungano, do per scontato quello che c'è stato già scritto sul giornalismo in merito alla protezione civile del passato e parlo esclusivamente di quello che ci proponiamo di fare per il futuro. Le normative in questo periodo sono un po' cambiate. La protezione civile, come tutte le cose, visto che in questi ultimi anni sono stati parecchi eventi, si è data una mossa e quindi hanno deciso di cambiare un po' di regolamenti. Quello che sta cambiando è, diciamo, l'autotutela del cittadino, e quindi anche qua si dovrà capire cosa vuol dire autotutela, quindi bisognerà fare delle serate di formazione giusto per capire come si deve agire, come ci si deve comportare. La seconda cosa è cercare di costruire quella rete di volontari che noi già abbiamo, ma che però devono essere riviste e soprattutto ringiovanite, per portare possibilmente o a fare un gruppo locale di protezione civile, perché è inutile lamentarsi poi quando vengono certi fenomeni meteorologici, poi non c'è poca gente o sono sempre quelli che vengono in soccorso, quindi bisogna darsi da fare, quindi cercare di promuovere questa rete di emergenze in cui quando c'è bisogno, perché ricordo, giusto faccio un piccolo inciso, che quando l'assessore riceve la notifica via lo smartphone che c'è un allarme rosso a rete primaria e secondaria, vuol dire che l'assessore quella sera deve cominciare a prendere la macchina e andare a monitorare tutti i punti sensibili che già conosce. E questo non è possibile che una persona o due persone o tre facciano questo lavoro, bisogna instaurare una rete per cui avere il monitoraggio costante della nostra situazione. Noi sappiamo benissimo
quali sono i punti critici, però non sempre, visto le stravaganze, riesce a individuare prontamente subito, perché la protezione civile prima di tutto deve salvaguardare le persone, quindi riuscire a bloccare le strade, vedere se ci sono punti critici, oppure far intervenire, come è per norma, ricordatevi sempre, la protezione civile per voi deve essere sempre il 115, loro sono deputati per venire per primi, non pensiamo a dare soluzioni. E poi pensiamo anche di, se non riusciamo a fare il nostro gruppo di protezione civile, di agganciarci ad esempio protezione civile di Gaiarino, oppure quella di Mareno, oppure abbiamo quella di Godina. Sì, ci sono varie opportunità in cui si può operare per intervenire, giusto per inciso, anche per fare i volontari di protezione civile c'è un percorso da fare, per cui non è anche facile trovare in questi periodi grande disponibilità, però se ce la mettiamo tutte, se mettiamo insieme forse si riesce. Terza cosa che vorremmo fare è quella di cominciare a dotarci di qualche elemento, tipo una motopompa, visto che l'acqua qua sembra essere abbondante, e poi anche magari un gruppo elettrogeno, una cosa del genere, che come ci dicono le catastrofi in giro, ogni tanto ti lasciano senza energia, quindi avere la possibilità di avere un gruppo elettrogeno abbastanza capiente per cui si possa dare energia a qualche struttura per poter funzionare anche nei momenti di crisi, oltre che altre esigenze, perché naturalmente come si usa fare nelle buone famiglie, non si butta via niente, quindi se una cosa è ferma per fare una certa cosa non è detto che non si possa utilizzare anche in altri eventi, per cui si possa utilizzare il gruppo elettrogeno. Questo in sintesi quello che volevo fare, io la chiamo protezione civile 2.0. Collegandomi al presidente Marton, che ti parlava dell'ente provincia, cos'è successo? Che io mi sono interfacciato più volte, però come avete potuto sentire dallo stesso Presidente, a Treviso che c'era una protezione civile nell'arco provinciale abbastanza efficiente. Io quando sono andato a trovarli mi ha detto: hai visto che quello non sei entrato? Bene, sei pieno di bacchette. Qua in quanti siamo? 2 persone. Questa è la protezione civile che c'è rimasta in provincia di Treviso. Adesso anche loro, come avete sentito dal Presidente, sta ripartendo. Noi pensiamo di agganciarci a questo trend, speriamo positivo, per veramente far partire questa protezione civile 2.0. Grazie.